Benvenuti, oggi è martedì 6 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:08 e tramonta alle 20:03. La luna sorge alle 7:49 e cala alle 21:20. Oggi la Chiesa ricorda l'evento della trasfigurazione del Signore, ovvero il momento in cui Gesù apparve ai suoi discepoli, ed il santo del giorno è San Salvatore. Il nome Salvatore ha origine dall'ebraico e significa Dio salva, è salvezza. Oggi 6 agosto è il National Root Beer Float Day, che rende omaggio alla classica combinazione americana di gelato alla vaniglia e birra di radice effervescente. Root beer in inglese significa birra di radice ed il 6 agosto è un'occasione per assaporare il delizioso contrasto di sapori e celebrare questo dessert iconico. Storicamente nasce come birra leggera dalla gradazione alcolica molto bassa, ma si afferma come soft drink analcolico nel periodo del proibizionismo. Auguri a Benedetta Parodi, che festeggia 52 anni. Ha cominciato la carriera in TV come conduttrice del telegiornale Studio Aperto, ma è diventata successivamente famosa grazie alle trasmissioni e ai libri incentrati sulle ricette di cucina. È sposata con il giornalista sportivo Fabio Caressa. È legato alla televisione anche il secondo festeggiato di oggi, il romano Marco Liorni, che spegne 59 candeline. Appassionato di TV fin da bambino, ha esordito nel 1996 su Canale 5 a Verissimo, prima come inviato e poi finendo per sostituire alla conduzione Cristina Parodi, sorella di Benedetta. È stato inviato pure al Grande Fratello, quindi la Rai gli ha affidato La vita in diretta e Reazione a catena. Infine, buon compleanno all'ex sciatore Giorgio Rocca, che compie 49 anni. Asso dello slalom speciale, ha vinto 11 gare di Coppa del Mondo, una Coppa del Mondo di specialità e 3 medaglie iridate. Si chiamava Little Boy, un nome ironicamente beffardo per uno dei più terribili strumenti di distruzione della storia. La bomba atomica fu sganciata da un aereo statunitense sulla città giapponese di Hiroshima il 6 agosto 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, alle 8:16 del mattino, ora locale. Esplose a un'altitudine di 576 metri, causando istantaneamente la morte di 80.000 persone. Altre 60.000 morirono entro la fine dell'anno a causa delle malattie derivanti dalle radiazioni. Sapete come fanno le piante a muoversi pur non avendo i muscoli? Le piante sono in grado di muoversi, sebbene con velocità diverse, quindi alcune molto lentamente, in modo quasi impercettibile, ed altre riescono a fare scatti repentini. Alle foglie di una dionea basta infatti 1/10 di secondo per intrappolare un insetto. Ma quindi come fanno? Modificando il contenuto d'acqua nelle cellule che si gonfiano o restringono e che producono movimento. Buongiorno ai 12, oggi anche la Luna entra nel segno della Vergine congiungendosi alla bella Venere e al furbo Mercurio. Cosa accadrà? Ariete, la Luna oggi richiama l'attenzione su alcuni impegni familiari vissuti appunto nella quotidianità e divisi con il partner. Oggi è proprio la giornata ideale per capire quanto il partner può starvi vicino nelle questioni familiari e nella gestione del quotidiano. Toro, la Luna oggi è in trigono congiunta a Venere e replica un po' la chimica di cui siete fatti zodiacalmente. Lo zodiaco vi aveva già predetto una settimana molto romantica e oggi una settimana giusta per vivere bene tutti quelli che possono essere gli incontri amorosi, i colpi di fulmine e soprattutto trovare gli accordi giusti per fare sì che siate felici, anche acquisendo qualcosa di importante a livello pratico. Gemelli, anche la Luna oggi è di
quadratura, quindi l'umore non è proprio dei migliori, è proprio l'amore che non trova una comunicativa e che tende peraltro a farvi sentire un po' non ascoltati. Cercate comunque di utilizzare bene il vostro Marte e il vostro Giove, la passione e il linguaggio affettivo non vi mancano comunque, non sempre si deve parlare. Cancro, la giornata di oggi prevede una luna di terza casa ideale congiunta a Venere e a Mercurio, una luna quindi che si avvale di potenti mezzi messi a vostra disposizione, che vi aiuteranno soprattutto in tutto quello che riguarda la vostra dimensione affaristica, comunicativa, quella che cura un po' la gestione del vostro rapporto con le relazioni pubbliche. Sentite forse il bisogno di creare una nuova immagine di voi. Leone, vi rimane solo il Sole, si fa per dire chiaramente, la più grande forza energetica dello zodiaco è il vostro pianeta, che peraltro va d'accordo con Marte e Giove, quindi iperattivi, di nuovo rinvigoriti, rinati, insomma nuova vita. Una luna peraltro che pone l'accento sulle cose pratiche e le questioni amministrative ed economiche. Probabilmente alcuni di voi hanno deciso di pensare in grande e di allargare un po' casa e famiglia. Vergine, protagonisti della giornata ancora oggi, proprio perché oltre a Venere e Mercurio oggi entra anche la Luna, Luna che porta una carezza amorevole, Luna che si concentra moltissimo sui vostri sentimenti un po' trascurati, che oggi finalmente riprende a pieno titolo la voglia di amare. Bilancia, una luna di 12ª casa con Venere e Mercurio, oggi nostalgia. È un periodo molto emotivo, soprattutto quando i pianeti passano in Vergine, per voi vi sentite emozionati e vi emozionate anche per piccole cose. Le questioni familiari o le cose del passato affiorano a galla e voi saprete risolvere con grande maestria. Scorpione, anche la luna diventa amica e vi aiuta a esprimere dei desideri, a formulare delle nuove visioni su come comodamente o morbidamente volete vivere e abbracciare la vita, andando sempre verso contro a un'affinità elettiva. Rimane solo il Sole in quadratura, quindi coraggio, è finito davvero un periodo che va messo a dura prova, gioitene. Sagittario, anche la luna oggi in quadratura con Venere e Mercurio, sono probabili comunque delle cure per la salute, è probabile anche che vi dedicate un po' più allo sport, è probabile che alcuni impegni lavorativi e familiari vi inchiodino un po' a dei luoghi fissi, lasciandovi un po' meno margine. Ci sarà tempo per scalpitare, ma oggi occupatevi bene di gestire tutto nel migliore dei modi. Capricorno, anche la Luna forma un bellissimo trigono assieme a Venere e Mercurio e voi oggi vivete una giornata splendida. Emotivamente e familiarmente è tutto ottimo, ma anche lavorativamente, dove potreste avere l'occasione di fare un incontro, un meeting molto importante con delle professionalità che potrebbero essere utili in futuro. Acquario, una luna che pone sempre più l'accento sulla vostra carriera, su quanto piacete, su quanto il vostro lavoro può essere ben apprezzato. È sicuramente il momento in cui godete i frutti non solo proprio pratici del lavoro, ma anche la fame, il successo e la velleità soddisfatta di essere riconosciuti e riconoscibili. Pesci, la luna oggi è di opposizione, per cui rincaro un po' la dose su Venere e Mercurio, che proprio oggi lamentano un po' delle crisi emotive, delle distanze più che altro probabilmente oggi, e sarete soli a sbrigare un po' tutte le faccende e a occuparvi di casa e famiglia, con un po' di senso di solitudine rispetto al partner. Oggi non potrebbe più farlo perché non esistono più. Ma immaginate lo stupore degli abitanti di New York quando il 6 agosto del 1974 hanno visto un uomo che camminava su un cavo d'acciaio fra le due torri gemelle. Il funambolo in questione era il francese Philippe Petit, allora 25enne. Sulla sua incredibile impresa nel 2015 il regista Robert Zemeckis ha girato il film The Walk. E adesso parliamo di un modo di dire molto interessante, like bread and butter. Questa espressione si riferisce a un lavoro o a un'attività che ci fornisce il denaro necessario per andare avanti. In italiano potremmo dire che è il nostro pane quotidiano, cioè ciò di cui abbiamo bisogno per sopravvivere.
Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi parliamo di Maria Schneider, protagonista del controverso film Ultimo tango a Parigi. Il film è stato oggetto di uno scandalo con tanto di sequestro, processo e distruzione della pellicola. Maria, allora agli esordi, cercava una rivalsa nei confronti del padre, l'attore Daniel Gélin, che non l'aveva mai riconosciuta. Nonostante gli incontri professionali con i registi come Antonioni, Zeffirelli e Buñuel, questa esperienza le ha causato un profondo trauma e una dipendenza dall'eroina. Anni dopo, nel rivedere Bertolucci in un festival, Maria ha dichiarato: "Non conosco quest'uomo". La ferita non si è mai rimarginata. Ci salutiamo con la frase del giorno. Follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi. Vi auguro una buona giornata piena di nuove esperienze e nuovi interessi. Noi ci vediamo domani sempre su questi schermi per una nuova puntata dell'Almanacco. A domani!